Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere come dare scacco matto in apertura. Non sto parlando del matto del barbiere, neanche di tutti gli altri matti più famosi, ma è uno che insomma vi piacerà. Ovviamente bisogna aprire con E4 e il nostro avversario deve rispondere con C6, difesa caro Ken. Negli altri casi ovviamente non si può effettuare. D4, D5, cavallo C3, cambio sul pedone al centro, cavallo per pedone. Adesso sono tutte mosse di routine. Cavallo F6 e adesso cattura del cavallo. Ovviamente si cattura ora col pedone in E in modo tale da liberare anche la diagonale a quest'altro alfiere, visto che l'altra è già libera. Adesso alfiere C4, l'idea è quella di il prima possibile di sviluppare anche il cavallo e di arroccare, almeno apparentemente, alfiere 7 con l'idea di fare un bellissimo arrocco corto e mettersi al sicuro. E adesso c'è una mossa piuttosto sorprendente che è donna in H5. C'è in realtà subito una minaccia di matto su questa casa. Ovviamente il nero non può difendersi in questo modo poiché perderebbe l'alfiere, non si può ricatturare poiché è inchiodato. Si potrebbe giocare assolutamente G6 con una posizione di questo tipo, donna G4, dopo la cattura, insomma la posizione per il nero non è felice. Dunque su questo attacco di matto probabilmente la risposta migliore è arroccare corto. Adesso sviluppiamo il nostro cavallo non in F3 ma in E2 per pararci da possibilità di scacchi, di scoperta eccetera, visto che il nostro re è ancora al centro scacchiera. E adesso la mossa che probabilmente vi giocherà il vostro avversario sarà G6 per togliere questa fastidiosissima donna da qui. La donna va in F3 come succede un po' nel matto del barbiere, facendo pressione su F7, ma vedremo che F7 non sarà il vero obiettivo di questa donna posizionata in F3. Il nero ora deve cercare di finire il proprio sviluppo, probabilmente riposizionerà questo cavallo in D7 per poi piazzarlo da altre parti, e anche il computer stesso consiglia la mossa cavallo D7 come la mossa migliore. Attenzione adesso, che cosa succede? Alfiere H6, questo alfiere minaccia la torre che si deve spostare, si mette qui. Sembra tutto ok, sembra che non ci siano cose particolari, ma attenzione che adesso c'è questo bellissimo sacrificio di alfiere su F7, scacco. Ora c'è una mossa che permette al nero di salvarsi e con una perde. La mossa che permette al nero di salvarsi è questa qui, re va in H8 e noi ci prendiamo oltre al pedone anche la qualità. La mossa che invece farà perdere il nero è re per F7. Riesci a capire qual è la mossa che fa perdere il gioco al nero? Ti lascio qualche secondo. Ovviamente sì, ovviamente sì. Donna B3, ragazzi, è scacco matto. La donna controlla questa diagonale, l'alfiere controlla questa diagonale e nessun pezzo si può interporre tra la donna e il re nero. Ragazzi, è veramente assurdo. Questa è una trappola che ci può cascare tranquillamente un giocatore anche all'interno di una partita a tempo ragionato, proprio perché è veramente difficile intuire questo sacrificio di alfiere su F7, perciò spero che la utilizziate con cura. Bene, spero che anche questo breve video di oggi vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!